Una notte fui svegliato all'improvviso da bambino, da un ricordo, da un rumore di acqua scrosciante. Non so se è presente il rumore di un ruscello o di un qualcosa di assai somigliante. Comunque sta di fatto che non era un ruscello ed avevo capito il perché. Nel cuore della notte qualcuno in casa mia stava usando il bidet. Dalla mia cameretta intravidi mio padre uscire dal bagno in punta di piedi. Pochi attimi dopo anche mia madre uscire dal bagno in punta di piedi. Quella strana manovra mi aveva insospettito e mi lasciava perplesso. Cosa ci facevano mio padre e mia madre a quell'ora chiusi nel gesso? Come un gatto silenzioso a quattro zampe scivolai fino al bagno. Il dovere scoprire quel che avevano fatto era come un bisogno incessante che mi metteva addosso una smania furiosa. E così cominciai a scrutare attentamente ogni piccola cosa. Lì per lì ogni cosa era a posto e tutto mi sembrò normale, ma poi un piccolo particolare fu per me la prova fatale. Sull'attaccapanni di legno che noi teniamo ad una parete, nascoste da un asciugamano, delle strane calze a rete. Non so se è presente quelle calze, tutte pizzi, nastrini e merletti, che si possono abbinare con il body o con altri più sexy corpetti. Quelle calze così antiche, così fragili, così piene di odori e di inganni, che farebbero attizzare sicuramente pure un vecchio di oltre 80 anni. A quel punto non ebbi più dubbi e cominciai a frugare dappertutto, nella cesta dei panni, nella lavatrice, sì, come un ladro, come un farabutto. E fu proprio nell'armadietto, fra i prodotti per la barba, che mio padre c'aveva una crema, ma che non era per la barba. Non so se è presente quelle creme che non le trovi nei negozi normali, che si acquistano per corrispondenza o su determinati giornali. Quelle creme così potenti e virili, davvero maschio latino. Mio padre ne aveva una all'essenza di peperoncino. Fui pervaso da un senso di angoscia, ma mi sentivo soddisfatto, sì, perché finalmente, forse un po' volutamente, li avevo colti sul fatto. Ero nero incazzato ma contento, il mio corpo era tutto una fiamma. Ero quasi geloso che mio padre avesse fatto in quel modo l'amore con mamma. E così ritornai nel mio letto, ma senza fare rumori, anche perché se mi beccavano i miei mi facevano fuori. Ma purtroppo per me oramai non c'era niente da fare. Quel concetto che ora avevo di loro non poteva più cambiare. Mio padre di giorno così pudico ed altero, guai se sente una parolaccia, lui diventa severo, impeccabile nel suo vestito grigio, rispettoso della morale. E ora avevo scoperto che di notte anche lui era solo un maiale. Mia madre di giorno, l'immagine perfetta di una Madonna, sì, sempre attenta a non scoprirsi, a non scomporsi, proprio uguale alla nonna, senza smalto sulle unghie, senza trucco, senza mesh e senza lacca. E avevo scoperto che di notte anche lei era solo una vacca. Ma che serve tanta ipocrisia nel rapporto coi figli, se anche voi come tutti, non appena potete, diventate conigli. E così mi addormentai dolcemente, immaginando mia madre che faceva l'amore con uno che non era mio padre. La mattina mi alzo, vado in bagno, tranquillo e indifferente. Tutto era sparito, le creme, le calze, non c'era traccia di niente. Così come a teatro ogni volta si cambiano le scene, in casa mia ricominciava la farsa della famiglia per bene.
meravigliosi. Ditemi dove state voi domani sera, che mi venga a vedere io a voi. Ciao.